due Antonini, Antonino grande e piccolo, chissà magari è l'eredità che continua per il taglio del nastro. 3, 2, 1. Vai, ecco, è inaugurata la 12ª edizione del Presepe Vivente di Agrigento al Montaperto. Dopo 5 anni di stop abbiamo ripreso questa grandissima manifestazione. Sono stati 4 mesi intensi di lavoro, di preparazione e devo dire grazie all'amministrazione comunale che ci ha spinto e ha voluto fortemente che noi riprendessimo a ricostruire il presepe all'interno del nostro borgo. Troverete cultura, tradizione e tanto amore per il territorio, nonché avete la possibilità di fare un tuffo nel passato ambientato nei primi del Novecento e manterrete delle cose molto genuine che ci siamo così tramandati nel tempo, come la ricotta, il pane cunzato, il vino e tante altre cose. Quindi vi aspettiamo in tanti a Montaperto. Ricordiamo le altre date, oltre al 26 che stiamo andando a inaugurare, anche il 28 e il 29, giorno 1, giorno 4, giorno 5 e giorno 6, che è l'apoteosi con l'arrivo dei Re Magi. Sì, finalmente il Riape lo abbiamo avuto fortemente anche su input del dottore Amato, che è un consigliere comunale. Riapre perché Agrigento sta vivendo un momento particolare. Questa è una svolta epocale per il nostro territorio. Montaperto è Agrigento. Montaperto ha ospitato da sempre, negli anni passati, questo presepe, che è uno dei presepi più storici e più significativi d'Italia. Una delle più belle manifestazioni che sono state fatte ad Agrigento nel periodo di Natale. Finalmente dopo 5 anni ritorna al presepe a Montaperto. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, il sindaco Nino Amato e anche Carmelo Settembrino, che ha dato una mano d'aiuto essendo anche del luogo, e vedere tutta questa gente che partecipa a questo evento è veramente una cosa molto bella, anche che le temperature sono fredde, ma è uno spettacolo. E invito tutti gli agrigentini, non solo gli agrigentini ma anche quelli della provincia, a venire a visitare questo bellissimo borgo. Che diventa un'attrazione per tanti visitatori. Sì, sicuramente è un'attrazione, lo era anche negli anni precedenti, per cui questa prima edizione vogliamo che ritorni a risplendere i fasti degli anni precedenti e quindi speriamo che vengano tanta gente a visitare il presepe, perché diventa anche un momento di rinascita del nostro borgo Montaperto, che naturalmente è il presepe di Agrigento. Ma diciamo che l'amministrazione l'ha voluto fortemente, è una tradizione, voi sapete che noi per le tradizioni natalizie siamo veramente protesi, è giusto che continui così. Pensiamo di aver fatto una cosa buona non solo alla frazione di Montaperto, ma a tutta Agrigento, a tutta la provincia di Agrigento, che affollerà questi luoghi e quindi porterà benessere, dato che sono anche assessore alle attività produttive, porterà benessere a questa comunità. Anche il pastry chef Giovanni Mangione al presepe vivente di Montaperto. Sì, oggi siamo presenti col presepe Montaperto per l'inaugurazione. Volevo ringraziare il dottor Amato che ci ha coinvolti in questa bellissima iniziativa. Abbiamo fatto una torta cannolo, una torta con quasi 5.000 cannoli, con un decoro in più. Abbiamo fatto un albero di Natale con dei pandori proprio circa di 2 metri. Poi, tra virgolette, ci aspettavamo meno gente, invece c'è proprio il pienone che le persone stanno apprezzando tanto anche questa bellissima iniziativa della torta, e che dire, aspettiamo le persone che finiscono di mangiarle tutti.
del mondo.